Ciao Bartolino. Io sono venuto appositamente per vedere praticamente com'è che te la passi tu nel tuo habitat naturale. Questo è il tuo mezzo di trasporto. Sì, il mezzo di trasporto questo. Io ci porto tutte cose qua. Pecore, morte, vive, tutte cose. Sì, ho visto che c'è un bel portabagagli praticamente. C'ho pure la camera da letto lì quando sono per esempio. In casi di necessità. Quando piove per esempio non posso andare a casa. Esatto, ma mi fai vedere il tuo mezzo di trasporto di dentro? È davvero bello. E la musica che ascolti? La musica, quella naturale, lo sai tu, aspetta. Fammela sentire. Accendo lo stereo, aspetta. Bene, rilassante. Cioè questa è praticamente la musica che preferisci? Questa, quella naturale, tu non lo sai, quella naturale. Effettivamente è una musica bella. Certo. Perché si rilassa. Un bel ritmo, complimenti. Grazie. Vabbè, allora ascolta, io sono passato appositamente per far vedere alle telespettatrici che sono interessate a te, intanto per dirti se hai avuto riscontri. No, niente, nessuna telefonata. Niente? Non ti ha telefonato nessuna? Niente. E come mai, guarda? Che ne so, forse ci penso, ci sanno che sono brutto. No, non penso. Aspettiamo. Sì. Vabbè, allora vogliamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando, esatto, che tipo sei? Facciamo vedere il tuo come dire, il tuo habitat naturale. Dove abito? Dove abiti? Non so, Vuoi vedere qui vicino? Sì, qua abito. Esatto. Vuoi vedere dove abito? Sì, e come te la sei passata in questo tempo? A Crema? No, dico come te la sei passata? Sempre da solo, lo sai tu, esatto. Con la mia famiglia. E come fai? Cioè come passi il tempo? Cioè, essendo da solo tu mi insegni che giustamente
diciamo, il bisogno di avere un'anima gemella sta anche nel... guarda che grande braccio che c'è. Esatto. Tu sei mancino o destrino? No, abbiamo da ambo le parti, un po', quando stacco con questa ci vado con la sinistra. Ho capito, ma qual è il braccio più sviluppato di tutti e due? Guarda. Quindi diciamo fai molto più allenamento con il braccio destro. Sì. Va bene, allora ascoltami, a che siamo qua vicino, mi porti a casa tua? Sì, così ti faccio conoscere pure la mia famiglia. Esatto, va bene, allora che faccio? Vengo con la mia macchina o vengo con te? No, vieni con me. Vengo con te? Sì. Va bene, ok. Sale. Allora dico alle amiche telespettatrici di venirci dietro. Certo, veniteci dietro. della mia famiglia.
In campagna non ci sono potuto andare più qua alla Colombaia perché con tutta quest'acqua che ha fatto, vede la barca, tutta questa pioggia la barca si è andata a fondo. Questa è praticamente la tua barca? Sì, la mia barca. Ma affondata? È fondata perché ha piovuto assai e si è riempita d'acqua e è andata giù. Ora questo pomeriggio quando ero da fare con una cannuccia c'era tutta l'acqua e... Con una canna? Con una cannuccia, quella... Ah, non capito. Ed è lunga o piccola? No, lunga, è su Cassai. Ok. No, lo vedo. Quella invece è la tua casa in campagna? È la mia casa in campagna. Io non ci sono potuto andare per ora perché la barca come combinato. La devo succhiare prima e poi... Vabbè, allora ti auguro per questo pomeriggio una buona succhiata. Grazie. Vabbè, allora ti faccio vedere la mia casa e la mia famiglia. Sì, vedi. Come si chiama questa strada? Passo doppio? Passo doppio, sì. Bella. Vabbè, andiamo a casa tua? Sì, vedi, Roberto, vedi. Allora, questa è la tua casa? Questa è la mia casa, sì. Bella come? No, complimenti, davvero. È praticamente la tua zona di lavoro? Questa è qua. Allora il cimitero e qua questa è la zona dove io zappo la terra quando sono da solo. Esatto. Ah, mi dovevi far conoscere la tua famiglia? Ah, sì. Ecco, no, questa qua non ci parliamo più con questa. Ok. Questa qua, da questa parte praticamente c'è la tua famiglia? Sì. Qua, vedi? Sì. Quella là è Mariuccia. Sì. Vedi? E quella là in fondo? No, quella non siamo più niente. Ah sì? Abbiamo avuto una storia così volante, ma... Ok. Come si chiama? Si chiama Diana. Diana? No, Diana. Perché era Diana e abbiamo avuto una storia. Ora non sono più Diana, quindi non siamo più niente. Basta, okay. ci siamo non lasciati. vi parlate? No. Ok, perché guardandola praticamente mi sembra insomma. È un po' simpatico, però è troppo scaratterata. Non mi piace. Non è cosa per te? No. Ok. E quella invece? Quella è mia cognata. Ho capito. La mia ex cognata quella. E questo nero di qua che sto guardando io? Questo qua è praticamente il suocero di mia figlia. Ho capito. Questo. No, un bel comportamento invece. Mi è scappato da dire mia figlia. Non lo sapeva nessuno. Ah sì? io Allora ora si scopre qualcosa. Io c'ho ma come? Raccontami questo fatto. Una figlia segreta. Una figlia segreta? Sì. E come è successo? Cioè, è successo che se qua parliamo sempre a fare. Io ho avuto una relazione con Diana. Con Diana, sì. Allora questa praticamente sarebbe la figlia di Diana? Sì. Però ormai si è sposata, quindi. Certo, ormai giustamente sta per i fatti suoi. Io la foto la porto sempre appresso, vedi? Vediamo. Però non ce la farei vedere a nessuno. No. Qua è il giorno del matrimonio. Questa praticamente sarebbe la figlia di Diana. Sì, la figlia di Diana. Esatto. E quella a fianco? Quella a fianco è il tuo genero? Il mio genero, sì. E loro come? Sono, diciamo, d'accordo, vanno per il momento? Sì, lui non vede lui che è felice. Esatto. Il giorno del non si vede. Lo porto sempre con me questa. L'importante è che loro vanno d'accordo. Certo. No, non me ne danno disturbi. No, lui è proprio contento, felice. Esatto. Vabbè, e queste che sto vedendo qua praticamente sono tutti i tuoi parenti? Sì, tutti i miei parenti sono questi. Tutte. Cioè, ma ti ci parli con loro? Sì? Io parlo, loro no. Non parlano loro. E loro rispondono solamente? Sì, sempre bene. L'importante è questo. Sì. Va bene, Marco. Allora, cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando? Si aspettano magari un ultimatum fatto da te?
Non lo so, ci avviciniamo, magari parliamo con queste telespettatrici che sono curiose di sentire qualcosa. Sì. Amiche telespettatrici, voi state vedendo, Bartolo è qui, è un bravo ragazzo, è ben sistemato, c'ha pure una bella casa come state vedendo, una bella proprietà, la zona di lavoro l'avete visto, per cui è bello sistemato, lavora dalla mattina alla sera, mi spiego? Sì. Cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando? Telefonate perché io non voglio stare più da solo. Esatto, lui si vuole sistemare, va cercando l'anima gemella, va cercando una ragazza che possa stare con lui, possa accettarlo naturalmente in questo suo benestare. Certo, che sia vivo e che parli. Esatto, vi raccomando, abbiamo detto, noi abbiamo parlato dell'età la volta scorsa, dai 23, 39, 69, 88 e basta. E basta. Cioè ci dobbiamo limitare a quell'età, sì. Anche se io sono sicuro che tu preferisci quelli di 23 perché... 23 bella età. Esatto, ti piace il 23? Sì, mi esce fuori. Perfetto, va bene, e amiche telespettatrici, ripeto, telefonate perché Bartolo è qua, si sente solo, ha bisogno di compagnia, per cui telefonate al numero che state vedendo in sovraimpressione. Dico bene Bartolo? Sì. Cosa possiamo aggiungere per le telespettatrici? Che se voi telefonate io rispondo e che se ne acchiappo una... Perfetto. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta pure Bartolo. Ciao. Telefonate. Oh yeah!